Apertura del Vinitaly edizione 2015, numero 49 con Luca Zaia, un brindisi augurale. Siamo qui con Lucia Paladin. Allora siamo qui nello stand di Paladin e del Bosco del Merlo e del Veneto. Allora Presidente, soddisfatto? Ma sì, direi proprio di sì, poi si inizia bene con Lucia, abbiamo stappato questa bottiglia, i ragazzi dell'IPD, questo è il vino che loro producono e fanno persino le etichette e quindi un invito a tutti ad andare a comprarle, ovviamente. Ecco, un aiuto importante. Ma soprattutto è l'occasione proprio qui dal Bosco del Merlo per ricordare che il Veneto è il Veneto degli 8.200.000 ettolitri, siamo il primo produttore nazionale, 18% produzione nazionale, ma soprattutto ricordiamolo 30% di export, 1.650.000.000 di euro di vino dal Veneto che se ne va all'estero. Il vino racconta un territorio, il vino serve a scoprire una regione meravigliosa come il nostro Veneto. Ma sì, guardi, dove si mangia male, si beve peggio, non si fa turismo. Allora se noi abbiamo 70 milioni di presenze turistiche, un motivo ci sarà. Abbiamo le Dolomiti, abbiamo il mare, abbiamo il lago, abbiamo le città murate, abbiamo il delta del Po, ma alla fine se tu li fai mangiare e bere male non ci vengono. Grazie ai produttori, grazie. Allora quest'anno c'è anche l'Expo, Presidente, quindi un'opportunità in più. Beh sì, sono 25 milioni di visitatori, 250 delegazioni e noi voglio ricordare che dal 3 di maggio inaugureremo Expo Venice, che è il vero Expo dei Veneti che vogliono intercettare tutti questi visitatori, e saremo qui con prodotti come questi e quindi tutti i nostri vini del Veneto, che sono 52 vini diversi. Allora abbiamo visto anche tanti imprenditori giovani, quindi questo è un segno di speranza nel mondo del vino. Beh, io questa mattina ho inaugurato lo stand del Veneto con tutti i ragazzi del vino e direi anche molti under 18, studiano, addirittura una ragazza che presenterò domani con un titolo Dalla Bocconi al Vigneto, nel senso che questa ragazza ha avuto modo di farla Bocconi, di fare un figlio a 25 anni e adesso si occupa solo di vino. Direi che questi sono i nostri gioielli, li vogliamo presentare al mondo intero. Le nostre telecamere hanno documentato un grande successo all'edizione 2015 del ProWein in Germania, dove il vino veneto è stato apprezzato grazie alla sapiente regia anche della regione. Beh, noi abbiamo dedicato sostanzialmente quasi un padiglione al Veneto in una delle fiere più specializzate e specialistiche che ci sia in Europa. Ovvio che siamo sempre i numeri uno, per essere i numeri uno, come diceva il padre della Coca-Cola, se non ti dai da fare rischi che bevano Pepsi, e quindi continuiamo a promuovere il vino. Il ministro Martina ha promesso che finalmente si dovrebbe arrivare a un testo unico per quanto riguarda il vino. Quali sono gli auspici suoi, Presidente? Ma gliel'ho chiesto io, gliel'ho chiesto l'anno scorso, l'ho chiesto quest'anno, sono 70 adempimenti burocratici in azienda agricola, stiamo parlando di 20 realtà diverse che controllano le nostre aziende. Noi pensiamo che non ci possano essere più 1000 norme da seguire con 4000 pagine da leggere, quindi un testo unico sul vino, un registro unico dei controlli in maniera tale che non si spendano più 100 ore di lavoro all'anno per seguire un'azienda agricola. Allora un brindisi e buon lavoro al Presidente Luca Zaia. Salute. Con il Presidente di Uvive Arturo Stocchetti siamo nello stand della Regione Veneto, qui al Vinitaly 49esima edizione 2015. Allora Presidente, si è da poco conclusa la cerimonia di inaugurazione, siamo tornati dove ci siamo incontrati a ProWein, il Ministro Martina ha dato delle buone notizie o meno? Ma sembrano buone notizie, perché da quello che ha detto il Ministro sicuramente andiamo a mettere in pratica tutte le varie discussioni che abbiamo avuto in questi anni. Io spero che sia così, perché ce lo meritiamo. La sburocratizzazione è una cosa importante per noi del nostro settore, anche perché altrimenti ci limita anche il nostro lavorare, e quindi lavorare per noi vuol dire produrre, vuol dire presentare al meglio i nostri prodotti, e quindi penso che questa sia la sintesi di quello che ha detto il Ministro. Speriamo, io ho fiducia in quello che ha detto. Il Ministro ha parlato finalmente anche di testo unico, può essere la volta buona? Speriamo perché il testo unico è stato una dolente nota in cui ci siamo confrontati un po' tutti e speriamo che si arrivi a una conclusione che era una storia infinita, ma speriamo che arrivi a una conclusione veramente positiva. Che cosa significherebbe per voi? Vuol dire semplificare un po' tutto il sistema vino, i controlli e quant'altro, quindi per noi è importante questo. L'importante è però che ci siano i controlli seri. Allora grazie, e con questo auspicio salutiamo Arturo Stocchetti, Presidente di Uvive.